Festeggio un battesimo, una laurea, posso concludere con un pranzo o cena al ristorante? È la domanda rivolta a molti locali in questi giorni per loro conto. Erminio Alaimo, presidente di Appe Padova, ha scritto una lettera al presidente della regione Zaia e all'assessore Marcato. Il DPCM conferma il divieto di feste, precisa l'associazione, ma è concesso il servizio di ristorazione e pertanto a nostro avviso sarebbe possibile organizzare dei banchetti nel rispetto di tutte le regole. Abbiamo girato il quesito alla Regione del Veneto per capire se si possa avere un chiarimento relativamente a questo aspetto, quindi vietate le feste se sia possibile comunque nel rispetto delle linee guida della ristorazione, quindi tavoli da 4 persone, distanziamento, tracciamento dei consumatori e quant'altro, se sia possibile comunque organizzare un'attività di ristorazione. Dal taglio del dolce limitato al o ai festeggiati, al divieto di balli, giochi e foto di gruppo, fino al tracciamento di tutti i presenti. Numerosi limiti che i ristoratori sono pronti a imporsi per non perdere questi mesi importanti. Ricordiamo che il mese di maggio e il mese di giugno sono due mensilità importanti per i ristoranti, importanti anche per i consumatori, perché sono mesi nei quali si svolgono cerimonie civili e religiose e c'è la legittima aspettativa dei clienti di poter poi concludere la cerimonia in un banchetto al ristorante.